Ricordare ogni anno con solennità la Natività di San Giovanni Battista per la comunità di San Rufino Alevi è un'occasione di gioia che richiama l'essenziale della fede. Lo ha ricordato il parroco Don Franco Brioni durante la celebrazione dell'Eucaristia domenicale. Giovanni Battista ha scelto di essere l'accompagnatore, cioè colui che introduce all'incontro col Signore. Noi tutti siamo stati introdotti alla fede da qualcun altro, siamo stati accompagnati a conoscere il mistero di Dio da altre persone, non siamo noi gli autori, quindi questo senso è ancora molto reale all'interno della Chiesa, anche se San Giovanni viene prima della Chiesa, quindi veramente una figura che segna uno spartiacque fondamentale nella storia della salvezza. La venerazione al santo è molto diffusa in tutto il paese, ne sono testimonianza le tante persone che portano il nome di Giovanni o Giovanna e che in questa ricorrenza festeggiano l'onomastico. Mi ricordo bambino, è il mio santo e l'abbiamo sempre fatto tutti gli anni, è bello. Tutti gli anni siamo qua a fare la nostra festa. Io sono uno di quelli famiglie che c'è sempre stata comunque, ho sempre no capo se posso. Mi ricordo che c'era ancora la buonanima di Don Casella e adesso non mi ricordo più l'anno esatto, avevamo festeggiato il 250esimo della festa e aveva scelto 2 massari per quartiere, i quartieri sono 3, col nome di Giovanni, di Battista o di Giovanni Battista. Ma c'è anche chi, come Alessia ed Angelica Casaretto, ha scelto la data del 24 giugno per celebrare il proprio matrimonio. Sono stati 11 anni belli, devo dire che per noi ricordiamo sempre con grande gioia il giorno del nostro matrimonio, perché quel giorno abbiamo davvero sentito lo Spirito Santo scendere su di noi, nel senso che invitiamo le coppie a sposarsi, perché è un'unione sacra e c'è qualcosa di diverso, perché davvero lo Spirito Santo sigilla l'amore. Non siete più soli? No, abbiamo un bimbo che si chiama Yob, ha 5 anni e mezzo e arriva dall'Etiopia, lo abbiamo adottato 4 anni fa e è il coronamento del nostro sogno come coppia e come famiglia.